Molti non sanno che la Sardegna è suddivisa in 30 zone denominate subregioni. Prima di elencare le attuali circoscrizioni è giusto rivedere i vari momenti storici che le hanno caratterizzate. Un po' di storia di Sardegna. Buona visione. Ciascuna di queste ha una sua storia, una sua diversità di tradizioni e di paesaggi, e ciò è dovuto alla diffusione nell'isola delle varie tribù nuragiche che la abitarono. La Sardegna risulterebbe stata colonizzata già dal periodo del Paleolitico e Mesolitico, età della pietra, ossia intorno al 10.000 a.C., da popolazioni che provenivano dall'attuale Europa del Nord. Il periodo del Neolitico, intorno al 4000 a.C., ha visto l'isola conquistata da popolazioni provenienti dalla zona Egea. Le maggiori testimonianze si hanno comunque intorno all'anno 900 a.C., nel periodo dei metalli, età del rame e del bronzo, in cui la Sardegna è stata occupata da popolazioni fenicie. È stata ritrovata nella zona sud, ovvero a Nora, antica città fondata dai Fenici, una stele che rappresenta la prima testimonianza scritta. Su questa stele appare per la prima volta la parola che ha contraddistinto il popolo sardo nuragico, ma anche di navigatori, ossia gli Sherdan, derivazione dalla lingua egiziana, i quali risultano citati in alcuni scritti egiziani risalenti al 2000 a.C. La cultura più conosciuta in questo periodo è stata quella di Bonnanaro, nel nord, che ha mostrato attinenze con la cultura cosiddetta del vaso campaniforme, diffusissima nella maggior parte della zona europea. In quel tempo la Sardegna risultava divisa in 3 aree tribali: i Corsi, nella parte a nord-est, antica popolazione della Corsica del Sud che aveva creato colonie nell'attuale Gallura, i Balari, nel resto della parte del nord fino al centro, antica popolazione nuragica logudorese, gli Iliensi, nella parte centro-sud, antica popolazione nuragica che di più ha subito dominazioni e in seguito è stata costretta a rifugiarsi nel nord dell'isola. Sicuramente queste genti parlavano lingue diverse, ma non si hanno testimonianze in merito. Alcuni studiosi sostengono che le lingue proto-sarde potevano essere simili all'antica lingua iberica, piuttosto che a quella etrusca. Quando la popolazione fenicia arrivò in Sardegna, fondò alcune città: Caralis, l'attuale Cagliari, Tarros, di cui sono presenti ancora importanti rovine nell'Oristanese, ossia nella parte della penisola del Sinis, Bitia e Sulchi, a sud dell'isola, 2 insediamenti prenuragici in seguito conquistati dai navigatori fenici. Il primo locato nel territorio di Domus de Maria, esattamente nell'attuale Chia, e il secondo sull'isola dell'attuale Sant'Antioco. A partire dal 900 circa a.C., la Sardegna subì quindi diverse annessioni, conquiste e disturbi sia da parte dei pirati del Mediterraneo che andavano a colpire le città costiere, sia da parte di grandi conquistatori che riuscivano ad inoltrarsi anche all'interno del territorio. Nel periodo fenicio, la popolazione dell'isola assistette a un insediamento pacifico in quanto si trattava di una popolazione dedica più che altro al commercio. I mercanti fenici in arrivo dalla zona dell'attuale Libano cercarono solamente di integrarsi nel tessuto popolare sardo, apportando nuove conoscenze in diversi ambiti sia sociali, creando addirittura una sorta di parlamento, che tecnici,
creazioni di ceramiche, manufatti metallurgici e capanne più funzionali. Successivamente, nel 500 circa, la Sardegna fu vittima delle incursioni puniche o cartaginesi, i quali, in arrivo dalla zona dell'attuale Libia, erano assetati di conquista e sfruttamento delle risorse minerarie e agricole presenti sull'isola. Conquistarono con la forza buona parte del territorio degli Iliensi e la costa dell'attuale Olbia. Distrussero alcune città fondate dai Fenici e costrinsero la popolazione presente nel Campidano a fuggire al nord. Circa mezzo secolo più tardi nasceva a Roma quello che poi diventò l'Impero Romano. L'esercito romano, con le guerre puniche, instaurò la supremazia sul Mediterraneo e riconquistò vari territori, tra i quali la Sardegna, riuscendo a cacciare i cartaginesi. La Sardegna e la Corsica furono trasformate in un'unica provincia, ma ci vollero quasi altri 2 secoli per sottomettere le tribù nuragiche più interne. Barbagia deriva infatti da Civitas Barbaria, appellativo imposto dai Romani per indicare le tribù poco civilizzate. La Sardegna infatti si trovò per un paio di secoli divisa in 2 zone, la Romania e la Barbaria. Durante il periodo romano ci fu un importante flusso di popolazioni provenienti da varie parti del continente: l'Etruria toscana, laziale umbra, la Puglia pugliese e i campani o patulcenses. Da qui si comprende come la lingua sarda nuragica antica sia stata influenzata in varie epoche da culture esterne. Nella metà del IV secolo d.C. cadde l'impero romano d'Occidente, a causa delle invasioni barbariche, le quali approfittarono di un impero indebolito dall'incompetenza degli imperatori, dal decadimento dell'esercito e dall'inefficienza dell'amministrazione civile. Anche la Sardegna cadde nelle mani dei Vandali, poi dei Bizantini, degli Ostrogoti e poi ancora dei Bizantini. L'impero bizantino era dotato di uno stato autocratico e tutto si svolgeva intorno alla figura dell'imperatore, che rappresentava il capo dell'esercito nonché quello religioso. Non essendo un trono ereditario, veniva eletto dal Senato, dall'esercito e dal popolo che aveva il diritto alla ribellione. Il tutto durò fino quasi al periodo medievale e fu caratterizzato dalle incursioni delle popolazioni islamiche che, grazie alla formazione delle repubbliche marinare, furono respinte a più riprese, consentendo a questi ultimi di abitare e influenzare varie parti dell'isola. I 4 giudicati della Sardegna. Nel Medioevo la Sardegna era divisa in 4 giudicati o logos, che caddero sotto il potere politico delle repubbliche di Pisa e Genova, ad eccezione di quello di Arborea, che poi cadde sotto il dominio degli aragonesi verso il 1400. Tante famiglie nobili e ricche arrivarono in Sardegna e lasciarono importanti testimonianze, una fra tutte i Malaspina, col famoso castello sul colle che domina la città di Bosa. Nella seconda metà del 1300 alterne vicende portarono i giudici di Arborea a espandere il giudicato appropriandosi dei ruoli governativi in possesso dei reggenti le repubbliche marinare. La Sardegna nel 1420 andò sotto il potere della corona di Aragona con Alfonso V, che riuscì a sottomettere, pur con tanti sacrifici bellici, il tanto esteso giudicato di Arborea.
Il regno aragonese sull'isola non trovò mai un momento di pace e serenità, in quanto non mancarono le rivendicazioni portate avanti soprattutto dai rivoluzionari legati al giudicato di Arborea, unitamente a gravi epidemie, colera e peste, che falcidiarono la popolazione, compresi alcuni nobili e regnanti. Dopo il 1500 iniziarono le scorrerie barbaresche dei corsari magrebini, musulmani e ottomani alleati con i francesi. In pochi anni approdarono di sorpresa in alcune città costiere che misero a ferro e a fuoco: Cabras, Sant'Antioco, Pula, Porto Torres, Castelsardo e Siniscola. Questo portò gli aragonesi a organizzare le flotte per respingere gli invasori al di là del Mediterraneo del Sud. La Sardegna in quegli anni diventò una base importante per la difesa del territorio aragonese e nel 1572 venne costruita una rete di torri di avvistamento sul mare, oltre un centinaio, una in vista con l'altra, con lo scopo di avvisare la popolazione e darsi il tempo per armarsi. I risultati di queste operazioni non furono eccezionali per l'inadeguatezza degli armamenti in possesso della popolazione e dei presidi. Fino alla costituzione del Regno d'Italia nel 1861, la Sardegna subì varie ingerenze belliche da parte delle potenze di turno, gli anglo-olandesi, i francesi, gli austriaci e gli spagnoli. Le due successive guerre mondiali assestarono i confini territoriali e portarono lo Stato italiano, quindi anche la Sardegna, ad avere una propria libertà e organizzazione sociale e politica. Finalmente, con una delibera della Giunta regionale del 2006, furono individuate le sfere territoriali relativamente alle unioni dei comuni, nonché alla suddivisione del territorio sardo in 30 cosiddette sub-regioni. Da nord a sud: Gallura, Anglona, Romangia, Nurra, Sassarese, Baronie, Meilogu, Monte Acuto, Goceano, Planargia, Barbagia di Nuoro, Marghine, Montiferru, Barbagia di Ollolai, Guilcer, Mandrolisai, Barigadu, Barbagia di Belvì, Ogliastra, Campidano di Oristano, Barbagia di Seulo, Sarcidano, Marmilla, Tregenta, Quirra, Monreale, Sarrabus Gerrei, Parteolla, Campidano di Cagliari, Sulcis Iglesiente.